Buonasera a tutti. Possiamo iniziare questo Consiglio Comunale con l'appello. Grazie. Buonasera a tutti, procedo con l'appello. Sarto. Eccomi. Montisano. Presente. Doretto. Presente. Perissinotto. Zia. Canta. Divece. Trevisan. Presente. Bravin. Finotto. Guglielmini. Battistuta. Marchesan. Striuli assente giustificato. Buoso. Miollo. E Baso. Sì. Come scrutatori nominiamo il consigliere Baso, la consigliere Buoso e il consigliere Battistuta. Possiamo dunque iniziare con la risposta. Prego, se ci sono interpellanze, prego. No, io volevo fare un intervento preliminare, volevo chiedere se è un problema sostituire il mio seggio con quello del consigliere Striuli assente per poter conferire con il mio capogruppo. Sì, non c'è nessun problema, prego. Prego, se ci sono interpellanze. Prego, capogruppo Marchesan. Interrogazione a carattere urgente con richiesta di risposta in seduta consigliare ex articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. Al sindaco del Comune di Caorle e al presidente del Consiglio Comunale di Caorle. Caorle Wonderland 2021. Premesso che per la città di Caorle il turismo rappresenta una delle principali fonti economiche che offre anche molteplici opportunità di lavoro, ma per mantenere vivo interesse degli ospiti è necessario costantemente offrire nuovi eventi di intrattenimento a carattere turistico, culturale e sportivo che consentano di promuovere e pubblicizzare sempre di più l'offerta della nostra città. Detta vocazione turistica, fatta propria anche statutariamente, con l'ulteriore obiettivo del prolungamento della stagionalità, in particolar modo con la prospettiva di dare accoglienza agli ospiti per tutto l'anno, ha determinato nel 2018 l'amministrazione comunale di Caorle ad individuare anche il periodo delle festività natalizie quello strutturalmente più idoneo a tale obiettivo. L'idea non era solo quella di ottenere per un mese intero un indotto, un'attività economica e quindi un utile per le imprese del settore, quali quelle del commercio, della ristorazione, della ricettività, dei servizi, ma anche quello di valorizzare l'intrattenimento ludico-sportivo delle famiglie e dei nostri ragazzi, favorire la socializzazione e far conoscere ulteriormente, anche a livello internazionale, un ulteriore brand della città di Caorle sotto un segno unico e inconfondibile, anche distintivo rispetto ad altre località territorialmente limitrofe. A seguito di numerose riunioni tenutesi nel 2018 e nel 2019, sia con l'organo politico che con quello tecnico, si è così dato vita ad una sinergica collaborazione strutturata da un lato con all'Associazione Culturale Gabbiano con sede a Torre di Mosto, che aveva attestato il possesso delle cognizioni specifiche necessarie e l'esperienza maturata in concreto su eventi e manifestazioni similari per svolgere in modo ottimale gli eventi e le manifestazioni correlate al Natale. Dall'altro con il signor Davide Linguanotto di San Giorgio in Bosco di Padova, che aveva individuato il brand che più rispondeva a tale necessità, il marchio Caorle Wonderland. Per l'anno 2018, per tale finalità, l'amministrazione comunale ha erogato all'Associazione Culturale
Gabbiano un contributo di euro 60.000. Per l'anno 2019, visto il successo dell'evento dell'anno precedente, con delibera di giunta 250 del 14/11/19, integrata e modificata con delibera di giunta 256 del 27/11/19, il Comune di Caorle ha affidato nuovamente all'Associazione Culturale Gabbiano l'organizzazione dell'evento Caorle Wonderland per il periodo dal 6/12/19 fino al 6 gennaio 2020, concedendo l'utilizzo gratuito degli spazi pubblici, un contributo di euro 60.000 su un preventivo di spesa di euro 130.000 ed esentando dal pagamento del parcheggio le zone blu a ridosso del centro storico, nonché la tassa pubblicitaria per l'esposizione delle locandine promozionali al fine di agevolare e incentivare ospiti e residenti a partecipare agli eventi del villaggio di Natale Caorle Wonderland, che con espresso obbligo di coinvolgere gli esercizi del territorio comunale è consistito poi nell'installazione di casette in legno, gazebo e più precisamente 40 postazioni per il settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, 10 postazioni per il settore alimentare senza somministrazione, 20 postazioni per il settore non alimentare, 5 postazioni per produttori agricoli, nonché attrazioni di spettacolo viaggiante, varie attività di animazione, spettacoli di magia all'evento Krampus, concerti, pista di pattinaggio su ghiaccio, intrattenimento di ragazzi con spazi loro dedicati nel centro civico, nella Bafile, con la casa di Babbo Natale, della Befana e degli animali ed altre attrazioni. Tuttavia, al fine di favorire l'evento per il Natale 2019, l'amministrazione comunale ha assunto in proprio anche gli ulteriori costi di euro 40.000 per il noleggio dei bagni chimici, per le luminarie, per energia elettrica, per le corsie natalizie e così portando il totale della spesa complessiva per la realizzazione di Caorle Wonderland 2019 tra contributo erogato all'associazione e spese direttamente assunte dall'ente ad euro 100.000. Nell'anno 2020, a cagione della pandemia, l'amministrazione comunale ha deciso di non realizzare l'evento Caorle Wonderland. Per l'anno 2021, invece, la nuova amministrazione comunale, che si è nel frattempo insediata, ha deciso di riproporre la manifestazione Caorle Wonderland, cambiando tuttavia il soggetto realizzatore e raddoppiando la spesa. Ed invero, per il 2021, con delibera di giunta 182 del 15 novembre 21, integrata e modificata dalle delibere di giunta 183 del 25/11/2021 e 187 del 3/12/21, il Comune di Caorle ha affidato l'organizzazione dell'evento Caorle Wonderland per il periodo dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 alla società La Commerciale SRL, con sede a Caorle, in via Marconi 49, concedendo l'utilizzo gratuito degli spazi pubblici, esentando il pagamento della tassa pubblicitaria, nulla prevedendo, almeno con detta delibera, in ordine al contributo corrispettivo e in ordine alla esenzione del pagamento del parcheggio nelle zone blu, ma autorizzando l'installazione di 50 postazioni per il settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande, 16 postazioni per il settore alimentare senza somministrazioni, 20 postazioni per il settore non alimentare, 3 postazioni per produttori agricoli e 3 postazioni per promozione aziendale. Anche in questa edizione, a fine di favorire l'evento, l'amministrazione comunale ha assunto a proprio onere alcune spese dirette, precisamente ulteriori 61.000 euro IVA compresa per il noleggio ed installazione delle luminarie nel capoluogo, nella località Ottava Presa e nella frazione di San Giorgio di Livenza. Euro 7.549,35 IVA compresa per fornitura delle corsie natalizie, euro 26.607,51 IVA compresa per energia elettrica, euro 8.685,18 IVA compresa
per i servizi inerenti al piano di sicurezza e prevenzione da Covid-19 e così portando il totale della spesa complessiva per la realizzazione di Caorle Wonderland 2021, tenuto conto dei corrispettivi erogati dal Comune di Caorle e dalla Fondazione Caorle Città dello Sport, di cui si dirà dopo, ad euro 201.198,04. Da informazioni acquisite dagli organi di stampa, più precisamente Veneto Economia, giornale online del 1 dicembre 2021, dal titolo Caorle Wonderland, l'uso del marchio diventa un caso, diffida il Comune, il Gazzettino di Venezia Mestre 2 dicembre 21 a firma Riccardo Coppo, con subtitolo Titolarità del marchio, la diffida di Davide Linguanotto per l'utilizzo abusivo, la Nuova Venezia 2/12/21 a firma Rosario Padovano, la replica del sindaco sardo. I cittadini di Caorle hanno appreso che il signor Linguanotto Davide di San Giorgio in Bosco, Padova, titolare del marchio Caorle Wonderland, in data 30/11/2021, aveva diffidato sia la società incaricata del Comune di Caorle di realizzare l'evento, sia il Comune di Caorle, che l'evento lo ha commissionato e pagato, dall'utilizzare il marchio Caorle Wonderland, con riserva del risarcimento del danno in caso di utilizzo. L'odierno interrogante ha pertanto presentato 3 distinte istanze di accesso agli atti. La prima in data 2/12/21, prima dell'inizio dell'evento, la seconda in data 11/1/2022, il termine dell'evento, per avere contezza delle ragioni legate sia alla scelta di affidare ad un soggetto diverso la realizzazione di Caorle Wonderland, sia delle ragioni del raddoppio della spesa complessiva per la realizzazione, spesa che da euro 100.000 del 2019 passa ad euro 201.198,04 del 2021, sia del mancato previo accordo con il titolare del marchio Caorle Wonderland, e la terza istanza in data 17/3/2022, acquisita al protocollo 10.034, con la quale è stata richiesta copia della lettera di risarcimento del danno di euro 10 milioni pervenuta al Comune. Infatti, da successive informazioni acquisite sempre dagli organi di stampa, più precisamente dal Gazzettino di Venezia 10 marzo 2022, dal titolo Caorle Wonderland contenzioso per 10 milioni, a firma Teresa Infanti, e dal Corriere del Veneto del 10 marzo 2022 dal titolo Lite sul marchio Wonderland, chiesti danni per 10 milioni a firma Mauro Zanutto, si è appreso che il titolare del marchio Caorle Wonderland, per la violazione dei diritti di esclusiva del marchio, ha presentato alla società commerciale SRL e al Comune di Caorle una richiesta di risarcimento del danno di 10 milioni di euro, e che il sindaco ha dichiarato, cito testualmente il virgolettato riportato dai giornali: siamo sereni, non discutiamo di rapporti tra privati. Mi sembra in ogni caso che più che una questione giudiziaria questa vicenda aspiri a diventare politica. L'amministrazione si è comportata in maniera trasparente. Poiché ai cittadini di Caorle è stato chiesto di pagare una somma di euro 10 milioni per risarcimento del danno, analoga serenità del sindaco la vorremmo avere anche noi cittadini, anche se, per quanto si dirà in breve, non è possibile averla. Ed invero, in disparte la circostanza che la seconda istanza di accesso agli atti dell'11 gennaio 22 è rimasta a tutt'oggi in buona parte priva di riscontro documentale e motivazionale da parte del Comune, ragion per cui l'odierno interrogante ha presentato anche una diffida scritta al sindaco di provvedere ad adempiere. Dalla lettura degli atti e documenti finora trasmessi è emersa una situazione di rilevante gravità e di mancanza di trasparenza nell'esercizio dell'attività amministrativa, per cui si espongono le seguenti argomentazioni e le conseguenti domande al sindaco. La prima argomentazione riguarda l'affidamento dell'incarico di realizzare Caorle Wonderland 2021 alla società La Commerciale SRL. Sotto un primo profilo,
nella determina dirigenziale numero 249 del 26/11/21, avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico, si legge che la società La Commerciale SRL in data 27/10/21, protocollo 41-218, ha presentato la bozza di programma della manifestazione e che per l'affidamento non è necessaria la procedura di evidenza pubblica, comparativa, concorsuale o elettronica, in quanto, cito testualmente, valutato che nella specie ricorrono le condizioni richieste dalla vigente normativa in materia contrattuale per procedere all'incarico dei quo con l'esclusione delle procedure comparative, trattandosi della realizzazione di un avvenimento in esclusiva che per la sua particolarità può essere fornito solo dalla Commerciale SRL, in quanto la proposta presenta elementi di tutela dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Ed invero sia nella citata nota 27/10/21 che in successiva nota 11/11/2021 pervenuta al protocollo comunale in data 17/11/2021, protocollo 43.978, la Commerciale SRL dichiarava di avere la disponibilità del marchio Kaorle Wonderland, giusto accordo con il signor Simone Tomasello, detentore dei diritti del marchio. Sul punto si osserva tuttavia che il Comune di Caorle si è fidato ciecamente di una dichiarazione unilaterale della società commerciale SRL di avere la disponibilità del marchio e che la titolarità esclusiva del marchio fosse ascritta al signor Simone Tomasello, senza minimamente preoccuparsi, cosa tuttavia obbligatoria nel corso di un'istruttoria, di accertarlo ex ufficio con un accesso al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, o eventualmente accertandolo con una semplice richiesta di integrazione documentale alla parte privata. Vi è tuttavia un altro aspetto grave da mettere in luce. La determina dirigenziale citata affida l'incarico alla società La Commerciale SRL, leggo testualmente, in quanto la stessa possiede la necessaria esperienza e i requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesta. Anche in questo caso il Comune di Caorle non ha svolto alcuna attività istruttoria, perché se avesse semplicemente richiesto una visura camerale con accesso ex ufficio alla Camera di Commercio richiedendo una visura storica, ovvero con richiesta di integrazione documentale alla società privata proponente, avrebbe semplicemente accertato che il capitale sociale della società La Commerciale SRL era di euro 1.000 fino al 9 novembre 2021, data oltretutto successiva alla proposta di collaborazione presentata il 27/10/2021 e solo da tale data è stato aumentato ad euro 11.000 al fine di creare una funzione di garanzia patrimoniale per l'evento Kaorle Wonderland. Un importo capitale anche dopo l'aumento in ogni caso decisamente incongruo da costituire garanzia per la realizzazione di un evento a fronte del quale il Comune di Caorle è impegnato la somma di euro 201.198,04. Come si vedrà tra breve, non si tratta di somma contributo da erogare a fronte di rendicontazione, ma di somma corrispettiva d'appalto da erogare senza obbligo di rendicontazione. La società La Commerciale SRL è stata costituita ed iscritta solo un anno prima della presentazione della proposta Kaorle Wonderland 2021 e precisamente nel settembre del 2020 e pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione comunale, non può possedere la necessaria esperienza per realizzare un evento come Kaorle Wonderland. Anzi, a maggior ragione detta esperienza manca del tutto in capo alla società proponente, in quanto sempre fino alla data del 9/11/2021 la medesima aveva come oggetto sociale esclusivo l'attività di call center, ufficio vendite, commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli sanitari e solo da tale data l'oggetto sociale è stato esteso alla organizzazione
e al servizio di manifestazioni in genere. Proprio per l'assenza di diritti di proprietà intellettuale del marchio o di licenza d'uso dello stesso, nonché per l'assenza della capacità ed esperienza, nemmeno sarebbe stato possibile affidare detto appalto di servizi alla società La Commerciale SRL senza previa procedura di evidenza pubblica. Tali gravi omissioni di istruttoria avrebbero anche potuto non avere rilievo qualora non vi fossero state conseguenze, se non che qui invece pende sui cittadini di Caorle una richiesta di risarcimento danni di euro 10 milioni a fronte della negligenza dell'amministrazione comunale. La seconda argomentazione riguarda l'accordo di collaborazione tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport e la società La Commerciale SRL. Sotto un secondo profilo, nella medesima determina dirigenziale numero 249 del 26 novembre 2021 viene fatto espresso riferimento ad un previo accordo di erogazione di denaro pubblico al privato che a tale data non era certamente ancora stato sottoscritto e quindi non era ancora efficace, tra il Comune di Caorle, la Fondazione Caorle Città dello Sport e la società La Commerciale SRL. Ed invero il Comune di Caorle ha ritenuto di coinvolgere finanziariamente per l'organizzazione della manifestazione Caorle Wonderland 2021 anche la Fondazione Caorle Città dello Sport. Ma il contratto, denominato Accordo di collaborazione per l'organizzazione e gestione della manifestazione Caorle Wonderland 2021, esecutivo della delibera di Giunta 182 del 25 novembre 2021, integrata e modificata dalla delibera di Giunta 187 del 3/12/2021 e dalla determina dirigenziale numero 249 del 26/11/2021, viene sottoscritto per il Comune di Caorle dal dottor Guglielmo Bello e dall'ingegnere Enzo Lazzarini in data 30/11/2021. Per la società La Commerciale SRL dal legale rappresentante signor Paolo Serafin, sempre in data 30/11/2021. Mentre per la Fondazione Caorle Città dello Sport dal dottor Samuele Romano solo in data 4/12/2021. Quindi alla data della determina, pur dato per esistente ed efficace, in realtà detto contratto non esisteva. Solo a seguito di istanza di accesso agli atti 2/12/2021, presentata dall'interrogante consigliere, riguardante specificatamente la richiesta di copia di detto accordo, la determina veniva emendata dall'amministrazione comunale in Camera Caritatis, sostituendo la parola accordo con l'inciso bozza di accordo. E diversamente non poteva essere, visto che solamente in data 4/12/2021 l'accordo è stato sottoscritto da tutti i soggetti contrattuali, dopo che solo nella medesima data l'argomento è stato discusso ed approvato dal Consiglio di gestione della Fondazione Caorle Città dello Sport, che ne ha autorizzato la sottoscrizione. La sostanza delle cose, tuttavia, non cambia. La circostanza non può considerarsi una blanda imperfezione, come troviamo scritto nella determina di rettifica numero 272 del 6 dicembre 2021, e non è certamente priva di pregio se si rileva che poi il corrispettivo di euro 48.678 IVA compresa che il citato contratto ha posto a carico del Comune di Caorle è stato impegnato con la determina dirigenziale numero 249 del 26/11/21, prima ancora che l'accordo tra il Comune, Fondazione e la Commerciale SRL fosse sottoscritto da tutti i contraenti, cosa ovviamente non consentita dalle norme. Ma vi è di più. Dalla lettura del medesimo accordo di collaborazione del 4/12/2021 si evince che il Comune di Caorle affida alla società La Commerciale sia SRL l'organizzazione dell'edizione 2021 di Caorle Wonderland, identificato chiaramente all'articolo 4
i punti da 1 a 17, i doveri contrattuali a carico della società La Commerciale SRL e prevedendo all'articolo 2 l'erogazione di un corrispettivo contrattuale a carico del Comune di Caorle di euro 48.678 IVA compresa, al quale va aggiunto, secondo le previsioni dell'articolo 3, un ulteriore corrispettivo contrattuale sempre di euro 48.678 IVA compresa, che viene contestualmente posto a carico della Fondazione Caorle Città dello Sport, quindi per un totale di euro 97.356. Ora, considerato che la Commerciale SRL non ha adempiuto alla maggior parte dei 17 punti indicati nell'accordo, in parte per propria responsabilità, in parte perché se ne è occupato direttamente l'ufficio tecnico con gli operai comunali e in parte con il successivo annullamento di quasi tutti gli eventi programmati in conseguenza dell'inasprimento della normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid-19, è doveroso, trattandosi di denaro pubblico, chiedersi se i citati corrispettivi per euro 97.356 IVA compresa sono stati integralmente versati, visti gli acconti sicuramente già versati con le fatture numero 16 2021 e numero 51 del 2021, e se il Comune di Caorle intende recuperarli o meno, ovvero, se non ancora corrisposti, se intende non corrisponderli, eccependo l'inadempimento della società La Commerciale SRL. Analogo quesito va posto al Presidente della Fondazione Caorle Città dello Sport. Ma è doveroso pure porsi un ulteriore interrogativo legato alla circostanza, anche questa di rilievo erariale, di quali siano le ragioni in forza delle quali per le edizioni 2018 e 2019 il Comune abbia erogato un contributo con obbligo, pertanto del privato, di rendicontare tutte le spese, mentre nel 2021 il denaro pubblico erogato dal Comune e dalla Fondazione Caorle Città dello Sport sia stato erogato come corrispettivo d'appalto, senza obbligo pertanto del privato di rendicontare tutte le spese. Dubbio ancora più rilevante se si considera, come sopra esposto, che l'interrogante ha chiesto copia delle fatture relative alle spese e che, a garanzia delle obbligazioni assunte, a fronte di un corrispettivo d'appalto di euro 97.356, IVA compresa, la società La Commerciale SRL ha un capitale sociale di soli 11.000 euro. La terza argomentazione riguarda la titolarità del marchio Caorle Wonderland. Come si è detto, il Comune di Caorle in sede di istruttoria non si è premurato di fare alcun controllo in ordine alla dichiarazione della società La Commerciale SRL di avere la licenza d'uso del marchio Caorle Wonderland. Detta omissione di istruttoria è perseverata poi anche quando ricevuta in data 30/11/2021 la diffida cautelare, sia in data anteriore all'inizio dell'evento Caorle Wonderland 2021, questa amministrazione comunale ha appreso che il marchio Caorle Wonderland veniva rivendicato dal signor Linguanotto Davide. Nessun controllo è stato evidentemente eseguito, neppure dopo tale diffida. L'odierno interrogante ha invece eseguito una visura presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, accertando la reale titolarità del marchio. La gravità della condotta dell'amministrazione comunale si ravvisa anche sotto un diverso ulteriore profilo. Il Comune di Caorle non ha nemmeno dato risposta alla diffida cautelare del 30/11/2021 con la quale il privato ha paventato un'azione civilistica di risarcimento del danno per euro 10 milioni ed un'azione penale per abusivo utilizzo del marchio altrui, per omissione di atto di ufficio e per truffa. E all'esplicita domanda formulata con istanza di accesso agli atti 12/1/2022 dall'odierno interrogante, si legge come questa amministrazione non abbia ritenuto di dover replicare poiché estranea all'oggetto delle doglianze ivi contenute, le quali avrebbero dovuto essere indirizzate esclusivamente al soggetto organizzatore della manifestazione Caorle Wonderland, unica parte legittimata a prendere posizione sul punto.
A ben vedere, per quanto sopra esposto, invece, l'amministrazione risponde di questa responsabilità a pieno titolo. La circostanza è ancora di più rilievo, persino grottesco a ben vedere, allorquando a tutt'oggi alla richiesta di risarcimento del danno di euro 10 milioni e dalle paventate azioni di responsabilità penale nei confronti del sindaco, degli assessori, del dirigente della società La Commerciale SRL, persiste tale inerzia da parte dell'amministrazione comunale. La quarta argomentazione riguarda la spesa raddoppiata. Dall'esame della documentazione non emerge alcuna giustificazione del raddoppio del costo dell'evento che, documentato in euro 100.000 tra contributo e spesa diretta per l'anno 2019, è diventato di euro 201.198,04 tra corrispettivo d'appalto e spesa diretta per l'anno 2021. La quinta argomentazione riguarda sulla mancanza delle autorizzazioni per l'installazione della pista di pattinaggio e per l'installazione della pista da sci di fondo. Vi sono inoltre alcune considerazioni da fare in riferimento alla pista di pattinaggio e alla pista da sci di fondo, a parte la discutibile scelta di farle in materiale plastico. In riferimento alla pista di pattinaggio, indisponibilità del gestore per comodato gratuito, il privato gerente ha presentato in data 3/12/2021, protocollo 45.907, la pratica SUAP finalizzata a ottenere l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per tutto l'evento Caorle Wonderland. Detta autorizzazione non è stata però concessa dal Comune di Caorle per mancanza di documentazione fornita dall'istante. La pratica SUAP è stata archiviata con esito negativo, con nota dirigenziale numero 45907 del 3/12/2021 e pur tuttavia la pista è rimasta installata abusivamente per 25 giorni senza che sia stata elevata una sola sanzione e senza che la pista fosse stata rimossa. In riferimento alla pista da sci di fondo, il Comune ha ritenuto che l'attrazione andasse considerata alla stregua di un'attività ludico-sportiva anziché attrazione soggetta alla licenza di pubblico spettacolo. In disparte tale scelta, sulla quale non si entra in merito, non si può tuttavia rilevare che detta pista da sci di fondo è stata realizzata sulla scogliera. Con nota 23/11/2021, protocollo 44.610, il Comune di Caorle ha richiesto correttamente agli enti competenti il rilascio del nulla osta per poter procedere all'installazione, se non che, se da un lato l'ufficio circondariale marittimo non ha rivisato motivi ostativi, seppur prevedendo delle prescrizioni, dall'altro sia il demanio dello Stato che il genio civile non hanno dato la loro nulla osta. Non beneficiando alla fattispecie dell'istituto del silenzio assenso, la pista in attività per 35 giorni era priva di nulla osta dei due enti ed andava pure rimossa. Alla fine, fortunatamente, nessuno si è infortunato, almeno per quanto consta dalla documentazione. Ma se qualcuno si fosse infortunato, chi avrebbe pagato il risarcimento del danno? Considerato che nessuna assicurazione avrebbe coperto il sinistro in quanto attrazioni abusive. Tutto ciò premesso, si interroga il sindaco per sapere per quali ragioni l'amministrazione comunale ha affidato l'organizzazione dell'evento Caorle Wonderland alla società La Commerciale SRL, priva di esperienza nell'organizzazione di evento, con capitale sociale inidoneo a garantire un evento di tale impegno finanziario e priva di titolarità del marchio e di accordi di licenza d'uso del marchio. Per quali ragioni l'amministrazione comunale ha omesso l'attività istruttoria minima volta a verificare se la dichiarazione unilaterale del privato proponente di avere la licenza d'uso del marchio dal legittimo titolare fosse vera? Per quali ragioni l'amministrazione comunale e la Fondazione Caorle Città dello Sport hanno inteso realizzare l'evento Caorle Wonderland anziché a fronte di contributi con obbligo di rendicontazione
preferendo il corrispettivo d'appalto senza tale obbligo. Per quali ragioni l'amministrazione comunale ha impegnato e forse pure erogato l'acconto sul corrispettivo d'appalto alla società La Commerciale SRL, fondando l'impegno di spesa su un accordo che non era ancora stato sottoscritto da tutte le parti e quindi era inefficace. Se l'amministrazione comunale e la Fondazione Cavour Città dello Sport hanno già erogato l'importo del corrispettivo d'appalto e come intendono recuperarlo, ovvero qualora non sia già totalmente erogato, se intendono eccepire il parziale inadempimento contrattuale della società La Commerciale SRL. Per quali ragioni l'amministrazione comunale, anche dopo aver appreso dalla diffida cautelare la contestazione dei diritti di proprietà intellettuale, ha omesso nuovamente l'attività istruttoria finalizzata a tale verifica e non è intervenuta in autotutela? Per quali ragioni il sindaco è rimasto in silenzio, sia dopo aver ricevuto la diffida cautelare, sia dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento del danno di euro 10 milioni, e da chi o cosa fa riferimento quando ha dichiarato ai giornali che la richiesta di risarcimento del danno pervenuta al Comune per la somma di euro 10 milioni non è una vicenda giudiziaria ma politica. Per quali ragioni il costo dell'evento Cavolo Wonderland 2021 è raddoppiato rispetto all'evento di Cavolo Wonderland 2019? Per quali ragioni la pista di pattinaggio e la pista di sci di fondo abusive non sono state oggetto di verbale di accertamento, sanzione o rimozione? Aggiungo, e vado a terminare, a valere quale integrazione della presente interrogazione che solo a seguito della diffida di venerdì scorso, poche ore fa, il Comune ha inviato alcuni documenti di cui aveva disponibilità però dal 15 febbraio 2022. Un comportamento inaccettabile della pubblica amministrazione in ritardo di quasi 40 giorni e che ha inviato solo dopo essere stata diffidata. Si prende atto comunque che vengono inviati oggi solo gli elenchi dei clienti e fornitori e facsimile di una fattura e di un contratto. Non vengono invece trasmesse le singole fatture richieste, nonostante la disponibilità. Un elenco in Excel o PDF non dà la prova fiscale che siano state emesse le fatture e per quali importi. Vengono omessi tutti i contratti con gli artisti, viene omesso anche tutto il resto della documentazione che era stato richiesto e quindi il Comune rimane inadempiente alla richiesta di accesso agli atti che è stata evasa, nonostante l'ulteriore diffida, solo parzialmente. La scarna documentazione trasmessa in ogni caso non sposta minimamente la questione. A norma di regolamento si chiede la risposta in seduta consigliare, Caorle 24/3/2002, i componenti della lista civica Rocco Marchesan sindaco, Rocco Marchesan, Arianna Boso e Luciano Striuli. Ci sono altre interpellanze, altre richieste? Nessuna? Possiamo passare alle risposte relative a quelle presenti. Ce ne sono altre? Ok. Possiamo passare quindi alle risposte relative alle interpellanze presentate al Consiglio del 10 marzo 2022. Alla prima interpellanza relativa all'inefficienza del servizio postale dà risposta il sindaco Sarto. Sì, grazie Presidente. Volevo fare una piccola premessa anch'io prima di dare una risposta e cominciare con le interpellanze. Se ci sarà tempo, perché di solito le interpellanze hanno un'ora di tempo per essere discusse, però mi sembra che all'interno di questo Consiglio ci sia sempre stata una certa flessibilità, almeno nell'applicazione del regolamento. Se ce ne sarà tempo, io
una breve risposta, almeno dal punto di vista politico, a quest'ultima interrogazione. La vorrò anche dare per un semplice motivo, perché a dire il vero me l'aspettavo già l'altra volta. Infatti c'è un faldone di documenti che avevo preparato. Quello che mi dispiace, e lo vorrei ribadire prima di entrare nel merito della discussione, è che, e lo dico naturalmente ai presenti, ai consiglieri presenti, al capogruppo Marchesan, del quale io devo dire ho sempre avuto stima, lo conosco da molti anni come persona, conosco meno il consigliere Buoso, ma non ho altrettanti motivi per non averne, perché per quello che la conosco. Il rischio, vedete, questa non è un'interrogazione, questo è un atto d'accusa, io non l'ho mai vista in tanti anni. A dire il vero, e non è da poco che faccio politica, 4 pagine di sentenza e 4 righe di richiesta. Vi state facendo trascinare in un campo che è un po' pericoloso, che è quello, e l'avevo detto in passato, di non essere costruttivi. Voi non state facendo così il bene di questa città. Il bene di questa città è essere propositivi, anche mettere e puntare il dito quando lo si deve fare, ma per migliorare certe cose. Allora, nelle interrogazioni io dico, voi avreste potuto sicuramente dire che i soldi erano tanti, che non c'erano l'autorizzazione su certe cose, insomma. Cioè, ci sono degli aspetti che vanno. Si corre il rischio di continuare a provare a screditare questa amministrazione, la quale si è insediata da qualche mese, ma correte il rischio di screditare una struttura che fino all'altro giorno ha lavorato con voi. Ecco perché dico, vi state inoltrando in un percorso, in un campo veramente pericoloso, perché continuate a dare degli incapaci a quei funzionari che fino all'altro giorno sono stati dei fedeli collaboratori, rispettosi dei ruoli. E io credo che questo non giovi, né che si stia da una parte né che si stia dall'altra. E allora, per colpire l'obiettivo, no, dell'amministrazione, per cercare di colpire, perché non è detto che si riesca a colpirlo, se fa mordi dappertutto. Ecco, dico, è pericolosissimo. E allora lo dico a chi, perché non è farina del vostro sacco, l'avete sottoscritta, ma io lo so che non è farina del vostro sacco. E mi dispiace che l'abbiate letta voi, forse valeva la pena che di questa interpellanza ne aveste dato modo a chi l'ha scritta, e sappiamo chi l'ha scritta, di leggerla e di assumersi completamente le responsabilità. L'avete fatto e dico, ma è pericolosissimo. E dopo mi riservo per il tempo, però queste cose ho voluto dirle perché se non ci sarà il tempo, almeno che sia chiaro questo passaggio. Pericolosissima questa strada. Io l'avevo detto l'altra volta, corriamo il rischio di tirare fuori tutti gli atti. Allora io dico, guardiamo alla sostanza. La forma, certo, è importante. Uno non può mica pensare di fare disastri. E qua si dice invece che stiamo facendo dei disastri. Ma non noi, non la parte politica che si assume la responsabilità delle scelte. E quella scelta era in continuazione rispetto a chi l'aveva presa precedentemente, con gli stessi interlocutori. State attenti, con gli stessi interlocutori. Allora, o i funzionari sono tutti diventati degli emeriti e mi fermo, oppure c'è qualcos'altro che non va. E sempre un piccolo passaggio in termini di umiltà, se non altro, e io pensavo di non dirlo, non avrei mai voluto dirlo, ma non dimentichiamoci il risultato delle urne, che vi ha sonoramente messo in un angolino e voi continuate a dire di essere stati migliori, perché nell'interpellanza non si parla di questa manifestazione. Per 2 pagine vi dite quanto siete stati bravi voi. Allora, se volete trasformare la sede di questo Consiglio Comunale in un comizio, beh, guardate che avete trovato pane per i vostri denti, perché di comizi sono bravo a farli anch'io. E mi fermo qua e comincio con l'interpellanza. Non è prevista. No, perché siccome ha dato degli incapaci al sottoscritto e alla signora, e quindi l'avete fatto anche voi, l'avete fatto anche voi. No, certo lei, che l'avete fatto anche voi. Lei rimprovera l'avete fatto a noi anche di voi. averlo fatto e lei dà degli incapaci a noi.
E quindi respingo al mittente queste offese. Certo. La prego di mettere la maschera nel frattempo, grazie. Inefficienza del servizio postale a Caorle. Premesso che è notizia di qualche tempo che a Caorle la posta viene consegnata con significativi ritardi che comportano problematiche di vario genere ai cittadini, avvisi di scadenza di ricevute bancarie consegnate quando il termine di pagamento è già scaduto, lettere di fissazione dell'appuntamento al test di screening gratuiti che vengono recapitati quando la data dell'appuntamento è già passata, bollette consegnate quando la data di scadenza del pagamento è già spirata, con conseguente applicazione degli interessi di mora, posta di vario genere non recapitata. Nonostante le lamentele e i reclami rivolti dai cittadini all'ufficio postale, la situazione è rimasta invariata. Considerato che il servizio postale è un servizio pubblico essenziale, parte della popolazione, soprattutto i più anziani, non ha accesso ai servizi telematici che consentono in gran parte di sopperire all'inefficienza del sistema postale. Con l'approssimarsi della stagione estiva, i problemi dei cittadini legati al ritardo dei servizi postali saranno destinati a moltiplicarsi. Il Comune, quale ente locale, rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità e come tale ha un'autorevolezza maggiore rispetto a quella del singolo cittadino, che di fronte alle inefficienze del sistema percepisce vana ogni lamentela e per frustrazione finisce per non far sentire la sua voce. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga il Sindaco per sapere se la Giunta di Caorle sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa e se si sia attivata in qualche modo per segnalare il disagio e diffidare poste italiane a ripristinare, cioè quanto che piace sta parola, diffidare poste italiane a ripristinare l'efficienza del servizio pubblico indispensabile. Se Poste Italiane abbia motivato tali ritardi, se si sia attivata per risolvere i disagi, in che modo, e se abbia indicato una data dalla quale verosimilmente il servizio tornerà a rispettare i termini di consegna. Allora, il servizio postale ha alternato effettivamente nel tempo, si veda il periodo della pandemia, che poi tra l'altro è un periodo che non è ancora finito completamente, che ha alternato anche per zona, si veda la chiusura dell'ufficio postale di San Giorgio di Livenza, ma anche per tipologia di servizio, perché ci sono dei servizi che sono stati anche in difficoltà, si vede il recapito di pacchi e raccomandate nella zona di Castello di Brusa, criticità che ad oggi non sono ancora state completamente superate. Con riferimento all'interpellanza si precisa che l'amministrazione comunale si è attivata con una serie di iniziative. Una telefonata con la segreteria del direttore provinciale in data 14 dicembre 2021. 2 comunicazioni di richiesta di incontro urgente indirizzate al direttore provinciale Cecilia Bianchi e al responsabile relazione istituzionale nord-est di Poste Italiane, dottor Marco Giannelli Savastano. Una del 16 dicembre 2021 per le tematiche di San Giorgio di Brusa senza riscontro ed una del 10 gennaio 2022 per gli stessi motivi, che le stesse hanno prodotto l'incontro poi avvenuto in videoconferenza con il dottor Marco Giannelli Savastano, responsabile di relazioni istituzionali nord-est di Poste Italiane di venerdì 14 gennaio 2022. In quell'occasione sono stati affrontati i temi della riapertura dell'ufficio di San Giorgio di Livenza, delle difficoltà del regolare funzionamento del postamat dello stesso ufficio, del recapito delle raccomandate pacchi delle frazioni di Brusa e Castello, che una volta rimasti inevasi dovevano essere ritirati all'ufficio postale di Jesolo. In quell'occasione abbiamo anche affrontato il problema che alcune zone, questo ci risultava, del nostro comune avevano nel ricevere la posta con i disagi che ben sappiamo. Un ulteriore colloquio telefonico con il dottor Savastano è avvenuto in data mercoledì 2 febbraio alle ore 13, con il quale abbiamo affrontato nuovamente gli stessi temi. Stiamo cercando, tra l'altro, di affrontare una campagna di comunicazione insieme che possa consentire il miglioramento dell'uso di certi servizi. Sembra che per la questione dei pacchi raccomandati delle frazioni di Brusa e Castello ci sia via di una soluzione, perché i pacchi e le raccomandate dovrebbero essere consegnati presso l'ufficio postale di Lugugnana con un notevole risparmio di tempo e risorse rispetto alla situazione precedente, per cui i cittadini di quella frazione non dovranno più rivolgersi agli uffici postali di Jesolo, ma è una cosa che va verificata e che ci è stata comunicata anche da qualche cittadino. Abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che per l'ufficio postale di San Giorgio di Livenza non è prevista alcuna chiusura definitiva e che lo stesso potrebbe essere riaperto appena ritornati ad una condizione di normalità. La stessa
cosa purtroppo vale anche per i disagi che in questo momento in maniera diffusa vengono manifestati dai cittadini. I responsabili mi avevano confermato in passato, come è stato riportato dalla Nuova Venezia di questi giorni, che tutte le zone di recapito di Caorle sono coperte da portalettere a tempo indeterminato, quindi persone che conoscono il territorio del mestiere, eppure i disagi vengono, anche se in maniera a volte sommaria, comunque manifestati. Io personalmente invece ho fatto presente alcuni casi segnalati. Va detto però che abbiamo bisogno che i cittadini facciano dei reclami puntuali, che si rivolgano presso gli uffici postali e che copie degli stessi siano consegnate all'amministrazione comunale per essere così più puntuale nel sollecitare Poste Italiane per tutto quel che concerne la mancanza o l'inefficienza del servizio. Per quanto riguarda l'ultimo inciso dell'interrogazione, sì, Poste Italiane ha garantito che il servizio tornerà alla completa normalità quando la situazione di disagio che viviamo nella quotidianità, e noi ben sappiamo che questi disagi si stanno vivendo anche nel mondo della sanità, dei trasporti e in tanti altri servizi pubblici, sarà superata. Abbiamo, come dicevo prima, però instaurato un canale preferenziale non solo per la comunicazione ma per la collaborazione che può, secondo me, e devo dire che ho riscontrato da parte del dottor Savastano grande disponibilità, e si veda la questione di Brusa come la questione dell'ufficio postale di San Giorgio di Livenza, che almeno così ci è stato detto dovrà essere riaperto. Abbiamo bisogno, perché questa è una situazione che non riguarda solo il comune di Caorle, ma questo non ci deve naturalmente consolare. Lo stesso comune di San Stino di Livenza nell'anno 2021 addirittura manifestava queste criticità. C'è una lettera del sindaco, addirittura in quel caso perché non si riusciva a sostituire il personale che andava e affrontava un periodo, in quel caso, di ferie. Guardando anche effettivamente i social network, ci sono diverse persone che manifestano questo disagio e ci sono persone anche che non sono naturalmente del nostro territorio, che parlano anche di altre regioni dove effettivamente questo disservizio è diffuso. Questo, ripeto, non ci deve consolare, anzi stiamo chiedendo, e lo stiamo facendo a tutti coloro che manifestano in maniera generica queste difficoltà, di farlo invece in maniera puntuale, di farlo presso Poste Italiane, ma di sollecitare con la stessa segnalazione che hanno fatto anche l'amministrazione comunale. Questo ci consente, come nel caso di alcuni servizi che sono stati in qualche maniera migliorati, di essere puntuali ed efficaci nel poter sollecitare Poste Italiane. Prego, consigliere Buoso. Sì, allora, grazie Presidente. Io potrei rispondere in maniera un po' sarcastica dicendo che non ho nulla da eccepire, perché se parlo con la bocca degli assenti, allora non ho nulla da dire, il mio ruolo qui dentro è pressoché nullo. Mi rifaccio un po' anche all'intervento che ha fatto parlando della scorsa interpellanza. Lei sta ledendo i nostri diritti in qualità di consiglieri di opposizione, perché sono la prima, sono d'accordo, di natura sono anche una persona abbastanza mediatrice, che si debba cercare l'accordo, la condivisione, però questo non è sempre possibile, perché i consiglieri di opposizione hanno anche un ruolo di vigilanza. Consigliere Buoso, mi permetto di farle presente che non sta intervenendo in merito all'ordinanza, Sì, all'interpellanza a cui è stata data risposta in questo momento. Sì, chiudo. Invece la ringrazio per la risposta che mi ha dato a questa interpellanza. La risposta mi soddisfa, e mi soddisfa anche quello che l'amministrazione ha fatto per far fronte al problema. Ripeto, concludo, sarò fuori tema. Mi dispiace che dopo 5 anni di amministrazione il mio ruolo debba essere ancora quello dell'ombra dell'ex sindaco, con la quale, se lei ha dei problemi, è giusto che li risolva direttamente con lui. Io sono qui, parlo con la mia testa, con la mia bocca, e come tale merito rispetto. Grazie. Prego, Sindaco. Così brevemente, sì, in parte io credo che lei, ho detto in parte perché non abbia ragione, però alcune riflessioni meritano di essere affrontate. Però vede, quella che voi avete presentato allora, se dice come dice qualche minuto fa, non è un'interrogazione,
non è un'interpellanza. Allora vuol dire che in 5 anni non avete imparato come si fa un'interrogazione o come si fa un'interpellanza. Certo, ma un'interrogazione, un'interpellanza è una richiesta, la vigilanza non la si fa accusando, lo vedremo poi nelle altre interrogazioni per come sono state presentate e quale sarà la risposta. Un'interrogazione si chiama tale perché con quella si chiede all'amministrazione, si chiedono informazioni, si chiede di giustificare le scelte che un'amministrazione fa. Questo è un atto d'accusa, questa è una sentenza, perché ho detto io prima cercherò di dare una risposta, qua ci avete continuato a dare degli incapaci a noi e alla struttura. E questo non è tanto ingeneroso, lo ribadisco, nei nostri confronti, ma lo è nei confronti di quei collaboratori oggi nostri che lo sono stati nei vostri confronti fino a qualche minuto fa. Questo credo che sia ingeneroso, questo credo che sia ingiusto. E allora 4 pagine, le prime 4 pagine, io le ho ascoltate con attenzione, non sono un'interrogazione, sono un comizio. Sono screditare l'immagine e io mi riserverò anche nei confronti del Linguanotto, e poi lo vedremo, di tutelare l'immagine della città di Caorle, perché sappiamo da dove escono certi personaggi, ma ho detto mi riservo poi almeno dal punto di vista politico. Allora è evidente che la minoranza che cosa fa? Vigila, accusa però, accusa non sentenzia, che è una cosa diversa. Questa è una delle prime 4 pagine. Ci avete dato degli incapaci a noi come amministrazione, ma soprattutto avete dato degli incapaci a chi lavora onestamente e che, ribadisco, è stato un fedele collaboratore vostro fino a qualche minuto fa. E non va bene, perché vuol dire essere ingeneroso nei loro confronti. Passiamo alla risposta alla seconda interrogazione relativa alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 82 del 30/12/2021. Risponde l'assessore Montisano. Si dà risposta all'interrogazione presentata nel precedente Consiglio Comunale dalla lista civica Rocco Marchesan, sindaco, relativa appunto alla deliberazione di Consiglio Comunale numero 82 del 30 dicembre 2021. Premesso che all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, convocato per il giorno 30 dicembre ultimo scorso, veniva inserito il punto numero 7, avente ad oggetto revisione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2020, anno 2021. Il consigliere Striuli evidenziava il mancato invio della scheda di rilevazione della partecipazione societaria di Caorle Patrimonio SRL in liquidazione. La citata società doveva essere rilevata in quanto la rilevazione veniva fatta alla data del 31/12/2020, mentre il procedimento liquidatorio si è definitivamente concluso in data 17 novembre 2021. Atteso che il vice segretario verificava la presenza della scheda nella documentazione depositata e la sua acquisizione agli atti della proposta di deliberazione e che pertanto la stessa risultava presente in sede di Consiglio Comunale, prendeva atto dell'assenza rilevata dal consigliere Striuli, riservandosi di verificare con gli uffici. Confermava, per quanto di competenza e basandosi sulla propria memoria, non avendo là altra documentazione per un confronto, la correttezza dei dati. Evidenziato che la proposta deliberava, punto numero 2, di approvare l'allegata revisione periodica delle società partecipate della città di Caorle, ex articolo 20, testo unico delle società a partecipazione pubblica, anno 2021, e relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione 2020, con le risultanze ivi riportate. Verificato che in data 22 dicembre 2021 veniva trasmessa a cura della segreteria comunale una comunicazione di posta elettronica ad oggetto invio documenti preliminari per il prossimo Consiglio Comunale, cui veniva allegato un file ad estensione zip denominato Documenti Prossimo Consiglio. All'interno del file compresso sopra richiamato, per quanto di competenza dell'atto in questione, venivano inseriti i seguenti file: testo.7, .7 ASVO SPA, .7 ATVO SPA, .7 Consorzio Arenili, .7 LTA 2020, .7 Piano Razionalizzazione Veritas, .7 Relazione Attuazione Piano Razionalizzazione 2020, .7 Revisione Periodica Società Partecipate.
Verificato altresì che in data 28 gennaio 2022 veniva pubblicata all'Albo Pretorio online la deliberazione numero 82, comprensiva dei seguenti allegati: ricognizione partecipate 2020 Comune di Caorle, relazione attuazione piano razionalizzazione 2020, indirette tramite Veritas 2020, indirette tramite LTA 2020, indirette tramite Consorzio delle Mili 2020, indirette tramite Atvo 2020, indirette tramite ASVO 2020. La scheda della società Caorle Patrimonio SRL in liquidazione era contenuta all'interno del file denominato punto 7 revisione periodica società partecipate, trasmesso ai consiglieri in data 22 dicembre 2021. I file denominati punto 7 ASVO SPA, punto 7 Atvo SPA, punto 7 Consorzio Arenili, punto 7 LTA 2020 e punto 7 Piano Razionalizzazione Veritas contenevano ciascuno le partecipate indirette detenute dalla società riportata nel nome del file. Rilevato che la scheda della società Caorle Patrimonio SRL in liquidazione era contenuta all'interno del file denominato Ricognizione Partecipate 2020 Comune Caorle, allegato alla deliberazione consigliare numero 82 pubblicata all'Albo Pretorio online in data 28 gennaio 2022, i file denominati punto 7 ASVO SPA, punto 7 Atvo SPA, punto 7 Consorzio Arenili, punto 7 LTA 2020 e punto 7 Piano Razionalizzazione Veritas venivano rinominati indirette tramite Veritas 2020, indirette tramite LTA 2020, indirette tramite Consorzio Arenili 2020, indirette tramite Atvo 2020, indirette tramite ASVO 2020 ed allegati alla deliberazione consigliare numero 82 pubblicata all'Albo Pretorio online in data 28 gennaio 2022. Verificato pertanto che la scheda della società Caorle Patrimonio SRL in liquidazione era contenuta nella documentazione trasmessa ai consiglieri in data 22 dicembre, la scheda della società Caorle Patrimonio SRL in liquidazione era contenuta nella documentazione allegata alla deliberazione consigliare numero 82 pubblicata all'Albo Pretorio online data 28 gennaio 2022. Dato atto che la società Caorle Patrimonio SRL in liquidazione non aveva partecipazioni indirette, non vi poteva essere un file denominato punto 7 Caorle Patrimonio SRL in liquidazione nella documentazione trasmessa ai consiglieri, non vi poteva essere un file indirette tramite Caorle Patrimonio SRL in liquidazione nella documentazione allegata alla deliberazione consigliare numero 82 pubblicata dall'Albo Pretorio online. Tutto ciò premesso, il sindaco risponde all'interrogazione consigliare come segue. Come evidenziato nelle premesse, la scheda di rilevazione della società Caorle Patrimonio SRL in liquidazione esiste veramente e non occorre procedere ad emendare la deliberazione numero 82/2021, in quanto tale scheda era presente nella documentazione inviata ai consiglieri e nella documentazione pubblicata all'Albo Pretorio online all'interno dei file denominati rispettivamente punto 7 revisione periodica società partecipate e ricognizione partecipate 2020 Comune Caorle. La deliberazione approvava l'allegata revisione periodica delle società partecipate della città di Caorle e la relazione sullo stato di attuazione della razionalizzazione 2020 con le risultanze ivi riportate e pertanto anche la scheda in questione correttamente trasmessa ai consiglieri e successivamente pubblicata. Risultava invece correttamente assente un file denominato punto 7 Caorle Patrimonio SRL in liquidazione in quanto tale società non deteneva partecipazioni indirette. L'atto pubblico pertanto è stato formato correttamente e non vi sono riflessi sulla successiva deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Ci sono interventi sul punto? Nessuno? Passiamo. Prego. Anche per riprendere un po' il tema, anche in questo caso, cosa dice l'interrogazione alla fine? Se detta scheda di rilevazione esiste veramente ed in caso positivo, se intenda o meno emendare detta deliberazione, dando per scontato che quella deliberazione fosse sbagliata. Allegando la scheda di rilevazione della Caorle Patrimonio in liquidazione, sia in quanto trattasi di deliberazione necessariamente prodromica all'approvazione del bilancio di previsione, sia trattandosi di atto pubblico che non è stato formato correttamente. Non è una domanda questa. Questa è un'affermazione accusando di aver fatto un atto pubblico non regolarmente. Questa è un'accusa di aver violato
di informazione nei confronti dei consiglieri comunali, di aver violato le elementari norme, e mi verrebbe da dire, come ha fatto l'altra volta, l'assessore è stato elegantissimo perché ha dato una risposta puntuale e precisa. Sa cosa bastava fare? Bastava zippare, no? Come si dice, il file compresso, e c'erano tutti gli allegati. Allora, questa cosa è stata messa in discussione l'altra volta durante il Consiglio del 30, richiamando il vice segretario, che era poi anche il dirigente, dicendo quella scheda è assente, e il vice segretario disse in quell'occasione: no, guarda che la scheda l'abbiamo mandata. Cosa abbiamo fatto? La delibera è stata formulata regolarmente, è stata pubblicata regolarmente. L'unica cosa che avete fatto è stato avete sbagliato a leggere i file, perché quelli erano i file e le schede delle indirette. E come ha detto l'assessore, se la Cavour Patrimonio non aveva partecipazioni indirette, non poteva esserci il file allegato per le indirette. Ma come partecipata la Cavour Patrimonio c'era. Allora, l'interrogazione anche in questi casi dovrebbe essere posta come domanda all'amministrazione. No, non è una domanda questa. Qua si dice, non è una domanda, qua si dice se questa scheda esiste e siccome non è stata allegata, se l'atto è nullo, lo volete rifare? No, l'atto non è nullo, la scheda c'era, ho detto, bastava, abbiamo perso. L'altra volta la discussione in Consiglio Comunale, un'interrogazione, avete perso tempo voi, stiamo perdendo tempo noi per dire che cosa? Per dire che bastava guardare bene la documentazione, bastava zippare, come si dice zippare? Dezippare, perché era zippato, il file, e uno si trovava tutti gli allegati. Prego, consigliere Buoso. Vede, Sindaco, ma noi siamo contenti se questa scheda effettivamente esiste. È il punto di partenza che è sbagliato, cioè è lei che vede tutte le nostre osservazioni come delle accuse, anzi sentenze, perché non vorrei star qui a fare un'interpretazione autentica, ma tutto ciò premesso si interroga il Sindaco per avere spiegazioni in merito se detta scheda di rilevazione esiste veramente. È una domanda indiretta. Esiste veramente? In caso positivo, cioè in caso negativo, cioè se esiste e non è stata allegata, o se non esiste perché non esiste. Cioè è così. Allora, se mi spiega lei come dobbiamo formulare le interrogazioni, io vengo volentieri a lezione di interrogazioni, interpellanze, perché sono sempre disponibile ad apprendere, però atteniamoci a quello che c'è scritto. Prego, Sindaco. Non voglio far polemica e la chiudo qua, almeno per quel che mi riguarda. Se esiste veramente ed in caso positivo, si intende emendare, come dire, se esiste veramente questa scheda perché noi non l'abbiamo vista, ma non l'avete vista perché non siete stati in grado di vederla, primo passaggio. Secondo, se esiste veramente, volete emendare la delibera perché l'avete sbagliata? E mi sembra talmente evidente, allora io non voglio spiegare a nessuno come fare, voi siete liberi di fare le interrogazioni come volete. Siete liberi di fare, ma permettetemi di fare le mie considerazioni. Voi siete liberi di scrivere e dire quello che volete nell'interrogazione, voi siete liberi di scrivere quello che volete nelle interrogazioni, e permettetemi di essere libero altrettanto di rispondere quello che voglio nelle risposte alle interrogazioni. Allora bastava evidentemente aprire un pochino gli occhi e avreste trovato la scheda dove c'era. Dove non poteva esserci perché non c'erano partecipazioni indirette, la scheda non c'era. La formulazione era per alimentare un attimino le riflessioni che avevo fatto prima. Dove non si è sicuri, non si fanno le sentenze. Questa non è una domanda, e ribadisco, questa non è una domanda. Si dice, siccome la deliberazione prodromica all'approvazione del bilancio, di conseguenza dovete rifarla perché è stata sbagliata, non c'era. Se la scheda c'è, e la scheda c'è ed era anche allegata. E non è polemica questa, non è polemica. Passiamo ora alla risposta all'interpellanza numero 3, aumento rette ospiti non autosufficienti in casa di riposo Don Moschetta. Risponde l'assessore Doretto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura della interpellanza
Aumento rete ospiti non autosufficiente casa di riposo presentata dalla lista civica Rocco Marchesa Sindaco. La questione legata all'aumento delle rette per gli ospiti non autosufficienti è stata sollevata durante il CDA della precedente amministrazione dell'azienda speciale Domoschetta, l'8 luglio 2021, dove si sottolineava la crisi di liquidità dell'ente. Da qui è nata la riflessione sull'esigenza di incrementare la quota delle rette, ragionando su molteplici fattori legati in primis alla sostenibilità economica del servizio erogato, fattore fondamentale per la realizzazione del servizio. Nel previsionale 2022 si sottolinea la carenza di reperibilità del personale infermieristico e la necessità di avvalersi di collaborazioni in libera professione, visto che i concorsi banditi non si sono presentati candidati. A questo si aggiungono i costi legati agli aumenti delle utenze di gas e energia elettrica. In un'ottica di continuare a offrire un servizio che garantisca e mantenga la qualità verso l'ospite, è stato deciso, in condivisione con il Comune, di aumentare la retta. Importante sottolineare il fatto che, pur implementando la retta, l'RSA Domoschetta rimane sempre quella con il costo inferiore alle altre strutture del territorio. Questa scelta non va a compromettere la missione dell'ente, che resta legata a un forte valore sociale e di rispetto verso l'ospite. Ci sono osservazioni? Prego, consigliere Buoso. Leggo. Grazie Presidente, grazie Assessore. Apprendiamo quindi che l'aumento delle rette è il riflesso di un aumento generalizzato dei prezzi dei beni e servizi. Sicuramente la pandemia ha fatto la sua parte, aumentando le spese causa acquisto di dispositivi di protezione individuale, sanificazione e ore di straordinario del personale. Ma vi è da dire che questi aumenti c'erano già nell'anno 2021 e che il bilancio consuntivo dell'azienda del 2020 si è chiuso sostanzialmente in pareggio, con un utile di 4.132 euro al netto delle imposte. Se quindi questo aumento delle rette serve a ripianare le maggiori spese che ha dovuto e dovrà sostenere l'azienda speciale Domoschetta, non vogliamo infatti credere che il disallineamento con le altre RSA del territorio costituisca un valido motivo per aumentare le tariffe, ma semmai un vanto. Chiedo, non si poteva valutare un aumento sugli altri servizi affidati all'azienda e quindi spalmati su una platea più ampia di beneficiari, lasciando invariate le rette alberghiere, il cui aumento va a discapito degli anziani e delle famiglie? E ancora, per il futuro, non è forse possibile sfruttare l'ampliamento della struttura dei posti letto per ottenere un aumento dei ricavi, magari creando anche nuovi servizi extra da erogare a pagamento ai privati o ai convenzionati con la Regione o l'azienda sanitaria? Risponde il Sindaco. Ecco, in effetti poi c'era una parte anche dell'interpellanza alla quale non si era data risposta, principalmente per una parte politica, visto che io avevo fatto alcune affermazioni nell'approvazione del bilancio e poi lo vedremo anche nell'approvazione del bilancio di previsione dell'istituzione Domoschetta. Sì, credo che le osservazioni che abbia fatto lei meritino di essere approfondite nella parte in cui la questione dell'ampliamento della casa di riposo poi lo vedremo riportato in parte nel bilancio, nel senso che è un intervento importante perché stiamo parlando di 3,5 milioni di spesa per l'ampliamento più 1,5 milioni per l'adeguamento della struttura esistente. Forse poteva anche, e i tempi che non ce lo consentono, essere fatta una valutazione diversa, tenendo conto che se si spendono 5 milioni su una struttura che è comunque in termini di spazio sacrificata, tenendo conto di quelli che sono gli standard odierni di molte strutture analoghe alla nostra, tenendo conto che i posti per gli non autosufficienti costano 100.000 euro a persona, una casa di riposo per 90 posti dovrebbe costare sostanzialmente 9 milioni di euro. 5 servono per l'ampliamento, uno poteva anche pensare ad un'operazione di permuta su questa eventualmente, però i tempi oggi non ce lo consentono più, per cui un'altra riflessione rispetto all'ampliamento va fatta in termini di conversione della struttura forse, tenuto conto della novità
per cui l'INAIL ha messo a bando definitivamente la struttura di Duna Verde, una struttura che prevederà 90 posti per i non autosufficienti e altrettanti molto probabilmente per persone autosufficienti, per cui avremo sul territorio del comune di Caorle una struttura all'avanguardia gestita molto probabilmente dall'OIC, e questo percorso era nato, io ricordo ancora 20 anni fa, l'INAIL ha temporeggiato, però oggi è molto probabilmente anche in un momento particolarmente proficuo e utile sotto questo aspetto, perché tenendo conto dei fondi del PNRR e tenuto conto del momento particolare in cui oggi sempre più c'è una richiesta anche di delocalizzazione di certi servizi, i famosi ospedali di prossimità o di comunità, e questo mi veniva spiegato che sarà molto probabilmente il futuro, per cui io credo che nei prossimi anni noi avremo in questa zona, nella zona di Caorle, e questo è un altro passaggio che va fatto, le case di riposo intese come quelle di una volta non sono più le case di riposo del comune. Oggi non è più il comune che gestisce l'accesso a queste strutture. A queste strutture l'accesso è garantito da che cosa? Da una graduatoria. Ed è evidente che poi se i posti migliori sono da un'altra parte, è molto probabile che la gente si indirizzerà da quella parte, tenendo conto che, a dire il vero, oggi c'è anche difficoltà a reperire i posti stessi, perché anche questo va detto. Ora, siccome mi era stato contestato l'altra volta, e nella stessa interrogazione mi si dice ma il sindaco aveva detto che non ci sarebbe stato alcun tipo di aumento, no, questo era scritto. Io effettivamente nell'intervento del 30 di dicembre dissi che nessuna imposta, nessuna tassa sarebbe stata aumentata, non parlavo della casa di riposo, ma mi si è accusato di mi si viene in qualche maniera accusato, non io, questa amministrazione, d'accordo evidentemente, ecco, io credo che anche gli aumenti nel tempo siano stati ciclici, perché un altro aumento era stato fatto nel 2014, un altro è stato fatto nel 2018, quasi analogo, qualche centesimo di meno. Allora, credo sia fisiologico, tenendo conto che, va altrettanto detto, non è un servizio del Comune di Caorle, è un servizio che il Comune di Caorle mette a disposizione del territorio. La struttura, istituzione, casa di riposo Don Moschetta è una struttura del territorio come è quella di San Donà, come è quella di Portogruaro. Ed è altrettanto evidente se in quelle strutture i prezzi sono quasi tutti, se non tutti, perché credo che questa sia la più bassa in termini di tariffe, allora dire è sufficiente questo? No, credo di no. Però credo che sia anche ingiusto dire che questa amministrazione o il consiglio di amministrazione della casa di riposo non abbia sensibilità sociale perché ha fatto l'aumento, perché allora mi verrebbe da dire neanche le precedenti ce l'avevano, perché anche loro l'aumento l'hanno fatto. Allora io credo che questo non sia il tema. Io credo che, come ha detto invece l'assessore, non solo le utenze o dispositivi di protezione individuale, c'è un aumento di spesa diretto del personale relativo a quel personale che non è reperibile come dipendenti ma che viene utilizzato. Allora, l'aumento c'è ed è importante e molto probabilmente l'aumento sarà più importante ancora perché le utenze, come abbiamo visto, questa previsione è stata fatta perché la delibera di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione ha data 30-29 di dicembre, oggi siamo ai primi di marzo e sappiamo che cosa è successo nel frattempo, anche a livello di utenze. Sappiamo che cosa è successo, per cui molto probabilmente quell'aumento non sarà sufficiente a coprire tutte le spese e in qualche maniera si provvederà, perché come ha detto lei abbiamo la sensibilità di tener conto che comunque è un servizio importante del territorio. Le do anche un'ultima percentuale all'incirca, naturalmente proprio per i motivi a cui facevo riferimento, non tutti gli ospiti sono, per i motivi che spiegavo, ospiti di Caorle, ma una buona percentuale che nel tempo è evidente che potrà crescere perché dove si libera un posto le nostre famiglie portano
i propri cari, no? Perché se il posto si libera a Torre di Mosto piuttosto che a Portoguaro, in quel momento si prendono quelli con la speranza poi di ritornare ad ospitarli qui a Caorle. Ecco, credo che si sia dimostrata sensibilità e che soprattutto l'altro passaggio, la difficoltà manifestata dal direttore ancora nel Consiglio del luglio del 2021 rispetto alla liquidità, perché il direttore nel Consiglio di amministrazione del luglio del 2021 ha manifestato la grande difficoltà che negli ultimi anni è passata da 800.000 euro a 34, di ricorrere al credito bancario perché mancava la liquidità. Ecco, credo che quella piccola parte di entrata possa ridare fiato alla struttura anche in termini di liquidità. In questi anni credo sia stato speso molto, bene o male, non spetta a me giudicare, ma è evidente che è stato speso molto. Sul bene i risultati insomma vengono giudicati da una parte dagli ospiti e dall'altra dai cittadini, perché se la liquidità è passata da 800.000 a poco più di 30.000 euro e che la proposta non è stata un'idea così che è campata a chi è arrivato là da qualche giorno, ma proposta dal direttore tenendo conto evidentemente di quello che il direttore aveva vissuto e fa parte sempre di quei funzionari che richiamavo all'inizio del quale naturalmente ci fidiamo all'inizio del mio intervento. Per cui ci sono, credo veramente, diverse componenti insomma, che hanno fatto al Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo Don Moschetta di fare questa proposta che è stata condivisa. Ecco, io credo che nelle reciproche competenze e autonomia noi abbiamo fiducia in questo Consiglio di amministrazione, almeno se non altro in quelli che abbiamo proposto noi, nel Presidente e nei componenti, però non ho motivo di dubitare neppure degli altri, e credo altresì insomma, che fosse sotto un certo profilo inevitabile. Sì, prego, Assessore Doretto. Grazie, solo una precisazione. Nella mia risposta non parlo di acquisto di dispositivi di sicurezza, parlo di previsionale 2020, dell'aumento comunque delle bollette e del discorso delle collaborazioni per reperire personale infermieristico. Grazie. C'è altro? No. Possiamo passare al punto 2. Presidente, chiedevo 5 Prego, minuti solo Sindaco. per fare due riflessioni. C'era quell'interrogazione, quell'interpellanza dove parzialmente io vorrei fare alcune riflessioni che saranno poi spunto riprese, perché è evidente che alcuni dati io non li ho completamente, me ne ero preparati altri, però sull'interpellanza, l'interrogazione a carattere urgente presentata dal gruppo consigliare Rocco Marchesan Sindaco, volevo fare solo due riflessioni per tranquillizzare la cittadinanza, perché è giusto che queste vadano fatte. La diffida al Comune di Caorle. Noi ci siamo insediati nel mese di ottobre, il 4 di ottobre la Giunta è stata nominata alla fine di quel mese, a ridosso delle festività natalizie. Ricordo che Caorle Wonderland, e per Caorle Wonderland, c'era stata una conferenza stampa nel mese di agosto, nella quale l'amministrazione comunale, a fianco del signor Tomasello Simone, no, presentò pubblicamente la manifestazione. Poi in quei mesi la città fu inondata, anzi da subito, di cartelli pubblicitari, e io credo, siccome lo si dice anche nell'interrogazione, se la pista è stata sanzionata, se era autorizzata, per certo so invece che quei cartelli non erano autorizzati e mi viene da domandarmi perché non sono stati sanzionati, nella stessa identica maniera. Primo. Secondo, la diffida al Comune arriva a qualche giorno dall'inizio della manifestazione. Perché io ho parlato di questione politica? E c'è una questione politica qua. Perché vede,
la prima lettera alla diffida dell'avvocato Sara Gregoris, e sarò sicuramente più breve del capogruppo marchesano, cioè, lo decidete mica voi, non lo decidete mica voi. Il Presidente mi ha dato la parola, Presidente, posso andare avanti? Chiedo che venga messo a verbale che è trascorsa l'ora, articolo 47,9, e che quindi passiamo all'esame del punto numero 2 all'ordine del giorno. Chiederei un attimo solo al tecnico di verificare da quanto è passata l'ora, perché mi pare che l'argomento sia particolarmente pregnante e quindi penso che 5 minuti ancora, se siete d'accordo, ce li possiamo prendere. Bene, grazie Presidente. Prego, Sindaco. Grazie Presidente, 5 minuti rubo solo. Allora, sì, perché insomma si sono letti 45 minuti di riflessioni e non me ne vengono negati 5, e dicevo prima c'è una certa flessibilità, mi sembra ci sia stata anche in passato nella gestione del Consiglio, l'avevo annunciata, e dicevo che l'avvocato Sara Gregoris, che poi è stata revocata da colui che fa richiesta di risarcimento danni, aveva mandato questa lettera il 30 di novembre, qualche giorno a ridosso di quella manifestazione. Ora, la cosa strana è che di solito quando qualcuno vuol far valere le proprie ragioni non le dichiara alla stampa, di solito si fa la diffida e poi si aspetta la risposta. Nello stesso attimo in cui si fa la diffida al Comune di Caorle, la si dà alla stampa. Ma la cosa strana della diffida, e non ve la leggo tutta, qual è? E dell'articolo riportato dalla stampa. Una diffida Veneto Economia, citato anche nell'interrogatorio, una diffida al Comune rischia di diventare un caso. Ecco la nota mandata: Caorle Wonderland non sa da fare, l'amministrazione appena insediata nel neoeletto sindaco Marco Sarto nel Comune di Caorle, l'organizzatore Simone Tomasello, indicato nella stessa amministrazione della società La Commerciale SRL, che ha avuto l'incarico e i fondi per organizzare l'evento Natale, stanno usando in maniera impropria e senza nessun mandato il marchio di Caorle Wonderland. Il marchio di Caorle Wonderland, di proprietà di Davide Linguanotto, e lo ricordo, quel marchio è stato registrato quando? A giugno del 2021. A giugno del 2021, quando Simone Tomasello, assieme all'amministrazione comunale di Caorle, aveva già presentato, non c'era Davide Linguanotto a fianco dell'ex assessore Boato, non c'era Davide Linguanotto, non c'era nessuno di coloro che avevano registrato, ma quel marchio è stato presentato, e quella manifestazione, da Simone Tomasello e dall'ex amministrazione, senza un provvedimento, senza un atto, senza un soldo, senza niente, e spiegandoci che avremmo visto i fuochi d'artificio per un mese e mezzo. In base a quale presupposto? E voi venite a parlarci di trasparenza. Ma la cosa bella è come si chiude questo comunicato stampa, perché uno ti fa una richiesta danni, aspetta una risposta e ti diffida. Il primo grande evento, così chiude il comunicato stampa, organizzato dal sindaco Marco Sarto e dalla sua giunta, parte subito male, con l'uso improprio di un marchio che non si poteva utilizzare. Nessuno dell'amministrazione comunale del Comune di Caorle ha controllato la proprietà del marchio Caorle Wonderland, dimostrando una superficialità inaudita e una completa mancanza di professionalità. Fin qua dico, vabbè, l'organizzatore Simone Tomasello è quello che si è vantato dei risultati degli ultimi anni, 2000, ma chiude così. La campagna politica della nuova amministrazione, improntata sulla trasparenza e sulla verità, non ha trovato riscontro nel primo grande evento per la città di Caorle. Parole di Linguanotto Davide, uno che abita a San Giorgio in Bosco di Padova. Dov'è? L'altro passaggio è questo. L'ex assessore Boato, in quei giorni, giusto in quei giorni, si presentava al Comune di San Michele, ex assessore Boato, membro della fondazione, posto che trattiene, e stringe forte con tutti i denti, si presenta al Comune di San Michele Tagliamento assieme a Linguanotto. Ecco le mail, documentazione, perché poi e si presenta e propone all'amministrazione comunale di San Michele Tagliamento
una manifestazione uguale a Caorle Wonderland. Ora mi domando, ma uno che ha bene il cuore della propria città e che ha fatto l'amministratore di questa città e che fino a 3 giorni prima aveva difeso con i denti quella manifestazione, che è convinto di averla ideata, l'ha ideata, non lo so, poco importa, che fa parte della fondazione della città di Caorle, la quale fondazione promuove e difende il territorio della città di Caorle, senza sapere cosa e come, assieme a colui che contesta il marchio e che non era presente alla presentazione, è certo che parlo di una questione anche politica, soprattutto politica. Chiedo brevemente di E concludere. finisco, e poi lo riprendiamo la prossima volta. Chi è questo linguanotto? È socio di Sprite for Life, di Sunrise. Sunrise è quella società che aveva come oggetto, che cosa? Aveva come oggetto quello di fare gelati, di somministrazione di alimenti e bevande, e che ha proposto a Caorle, lo diceva l'assessore, quell'impianto che avrebbe dovuto tutelare la salute dei nostri ragazzi, di igienizzazione, di misurazione, che si trova all'ingresso. Quella società, citata nella delibera e a nome del dottor Trevisan, ma lo riprenderemo la prossima volta, non era neppure costituita. Pensate, noi abbiamo messo la salute in mano dei nostri cittadini ad una società che faceva gelati e che si è costituita 6 mesi dopo, con una delibera di giunta fatta il 7 maggio del 2020, per cui in piena pandemia, quando non si sapeva di che cosa moriva la gente, abbiamo detto, la nostra sicurezza la diamo in mano ad una società che fa gelati. Ecco, il linguanotto era il socio di Tomasello, erano assieme all'interno della Sprite for Life, e la Sprite for Life è nata a novembre del 2020. 5 minuti Eccola, sono passati. Se per par condicio avete bisogno di replicare, altrimenti passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione convenzione per la gestione dello sportello per amministrazione di sostegno, relazione all'assessore Doretto. La figura dell'amministratore di sostegno ha la funzione di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire. L'attività dello sportello mira a sostenere le persone che necessitano di un amministratore di sostegno e le loro famiglie, fornendo gratuitamente informazioni e assistenza sia nella predisposizione delle istanze di nomina di un amministratore di sostegno che nella gestione delle amministrazioni attivate e della consulenza, coadiuvare la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Pordenone e il giudice tutelare competente, svolgendo in accordo con il personale di cancelleria le attività di richiesta di informazioni, istruttoria e completamento dei ricorsi, collaborare con i servizi sociali territoriali e i servizi specialistici dell'area portoghese per la formazione di volontari disponibili a essere nominati amministratori di sostegno in mancanza di altre risorse, organizzare momenti pubblici di sensibilizzazione e di promuovere dell'istituto dell'amministratore di sostegno. Si chiede quindi di deliberare e di approvare la convenzione che è allegata con gli 11 comuni del territorio portoghese, con il Tribunale di Pordenone, con l'associazione ADS Rete di Solidarietà per la gestione dello sportello per l'amministratore di sostegno, di dare atto che il Comune di Caorle provvederà a erogare all'associazione un contributo economico annuale quantificato come segue. Qui andremo a deliberare e ad approvare la convenzione per il triennio 2022-2024. Per l'anno 2022 euro 4.277,58, uguale importo sia per l'anno 2023 che per l'anno 2024. Di dare atto che la convenzione verrà sottoscritta dal sindaco in qualità di legale rappresentante dell'ente o suo sostituto. Di dare atto che ai sensi per gli effetti dell'articolo 23 del decreto legislativo 83/2013 il presente provvedimento viene pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito del Comune. Di dare atto che il responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al completamento dell'iter procedurale. Se ci sono interventi? Nessuno? Possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente, buonasera a tutti.
A riguardo del punto appena esposto dall'assessore Catuccia Doretto, esprimiamo parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Parere favorevole. Capogruppo Miollo. Parere favorevole. Possiamo passare alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno relativo a variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in relazione all'assessore Montisano. Grazie Presidente. Le variazioni che andremo a deliberare andranno a riguardare principalmente contributi e fondi derivanti da trasferimenti dalla Regione Veneto e da altri enti, modifiche di impegni di spesa e solo in modo limitato toccheranno l'avanzo amministrativo presunto al 31 dicembre 2021. La variazione dell'avanzo vincolato presunto al 31 dicembre 2021 ammonta ad euro 4.362, che sono relativi ad euro 2.600 per spese di sanificazione dell'Expomar e ad euro 1.762 per la quota di adesione alla convenzione e attuazione del progetto servizio di orientamento e consulenza ai comuni per la partecipazione ai bandi pubblici. E questa partecipazione a questa convenzione l'avevamo votata nel precedente Consiglio. Dalla Regione Veneto verranno elargiti i contributi per euro 46.408,52 relativi al trasporto pubblico, euro 1.907,72 per la protezione civile ed euro 44.000 per servizi educativi per l'infanzia da 0 a 6 anni. Inoltre la Regione finanzierà con euro 150.000 la convenzione summenzionata di cui il Comune di Caorle è il capofila, mentre la quota che i comuni partecipanti verseranno ammonta ad euro 37.002. A fronte dell'emergenza ucraina sono stati creati fondi per contribuire alle spese che la situazione emergenziale purtroppo crea ed andrà a creare, per poter offrire un contributo alle associazioni che stanno prestando aiuto ai profughi ucraini ospitati nel nostro territorio e anche per poter sostenere eventuali iniziative proprie del Comune che si dovessero ritenere e quindi rendere necessarie a fronteggiare l'emergenza. Inoltre il Consiglio di Bacino di Venezia Ambiente finanzierà con un contributo di euro 5.000 iniziative volte alla lotta agli abbandoni di rifiuti che si sostanzieranno nell'acquisto di fototrappole. Manovre compensative invece riguardano il settore turistico che interessano variazioni tra capitoli di spesa. Se volete vi leggo anche la delibera. Okay. Ho finito Presidente, grazie. Prego. E se ci sono interventi? Prego. Io ho un intervento che in realtà è insieme a una dichiarazione di voto, quindi se vogliamo seguire l'ordine lo facciamo dopo, altrimenti lo faccio ora. Va benissimo, allora seguiamo, se c'è solo così, seguiamo l'ordine per le dichiarazioni di voto. Allora, chiusa la discussione, passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego. Prego, Sindaco. Sì, ecco, volevo solo aggiungere sostanzialmente questo, per annunciare dei provvedimenti, perché è giusto farlo, perché la cittadinanza e anche l'emergenza che stiamo vivendo lo merita. Come ha detto l'assessore, in questa variazione di bilancio, che è una variazione anche abbastanza semplice, ci sono una parte di risorse che verranno messe a disposizione, come ha detto l'assessore, per l'emergenza dell'Ucraina. Quando avremo approvato in Consiglio Comunale il consuntivo entro il mese di aprile, noi avremo una parte di avanzo di amministrazione non vincolata. Questo ci consentirà, ed era stato anche detto in Commissione, di istituire un fondo molto più cospicuo ed importante per due temi che oggi sono all'attenzione di questa amministrazione e della comunità. Il primo è a supporto delle famiglie che sono in difficoltà. Oggi ci sono persone anziane che hanno 500-600 euro di pensione e 400 euro di bolletta, per cui lo annuncio non perché, ma perché è giusto che ci sia quella comunicazione che la gente si aspetta e che non abbiamo potuto trovare soluzione in questa variazione di bilancio. Siccome le variazioni di bilancio sono di competenza del Consiglio Comunale, siccome siamo stati anche diffidati se non nelle motivazioni dell'urgenza ad approvarle in giunta, ma al di là di questo aspetto, dico, con l'avanzo di amministrazione un fondo, dicevo, importante verrà pertanto istituito a sostegno delle famiglie
per le difficoltà nell'affrontare le spese per le utenze e gli affitti, e un fondo importante verrà istituito anche a favore dell'emergenza dell'Ucraina. La questione della guerra non è sicuramente finita e il peggio deve ancora avvenire, per cui era giusto dirlo in questo contesto, in questa situazione. Queste due questioni non hanno potuto trovare soluzione in questa variazione, ma lo troveranno entro il mese di aprile, appena approvato il bilancio consuntivo, e di conseguenza quella parte di avanzo di amministrazione libero che ci consente di destinare quelle risorse. Qualche volta siamo anche noi vittime della burocrazia. Riprendiamo con le dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, la lista civica Caulo di Tutti esprime parere favorevole. Prego, consigliere Buoso. Durante la terza commissione consigliare ci sono stati illustrati i contenuti della variazione di bilancio, tra i quali vi sono anche interventi apprezzabili come lo stanziamento di fondi per l'emergenza umanitaria ucraina e l'accoglimento dei profughi, fondi per il trasporto pubblico e i servizi educativi o l'acquisizione del contributo stanziato dal Consiglio di Bacino per l'acquisto di fototrappole per l'abbandono dei rifiuti che meriterebbero nostro voto favorevole. Tuttavia, in considerazione del fatto che la variazione comprende anche delle manovre compensative nei capitoli del turismo non meglio precisate, espressione dell'azione politica amministrativa, esprimeremo voto di astensione. Prego, capogruppo Miollo. Grazie Presidente. Allora, di solito la scelta politica sui temi legati alle variazioni di bilancio porterebbe l'opposizione a un voto negativo, invece noi abbiamo cercato di valutare attentamente quelli che sono stati i contenuti della delibera e proprio per le ragioni anche espresse dal Sindaco riteniamo di dare voto favorevole, perché ci sembra che appunto i contenuti vadano nella direzione di sostenere attivamente, con un impegno importante, anche quelle che sono le vulnerabilità che si manifestano giorno per giorno sempre di più per Caorle. Grazie. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Astenuti? Approvata. Passiamo al punto 5 dell'ordine del giorno, relativo all'affidamento in house del servizio di gestione parcheggi custoditi. Ah, scusatemi, con i numeri proprio. Vabbè. Attività di numero 4, attività di vigilanza e controllo sull'azienda speciale Don Moschetta. Relaziona l'assessore Montisano. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale il 25 di febbraio ha approvato il bilancio di previsione 2022, il bilancio pluriennale 2022-2024 e l'aggiornamento del piano programma 2022-2024. L'aggiornamento del piano programma è un documento che rappresenta lo strumento attraverso il quale il Consiglio di amministrazione definisce obiettivi ed azioni da perseguire in base agli indirizzi ricevuti dall'amministrazione comunale. Il piano programma 2022-2024 coinvolgerà i seguenti settori di attività: il centro di servizi residenziali, la creazione di un centro di formazione, il servizio di assistenza domiciliare, i multiservizi che comprendono i parcheggi comunali linee blu, il mercato ittico comunale, la manutenzione del verde pubblico e la gestione del campeggio comunale. Per quanto riguarda il centro servizi residenziali, le azioni previste riguardano l'ampliamento della struttura e il relativo aumento della capacità ricettiva, oltre alla creazione di un centro diurno per anziani non autosufficienti. Sono azioni già ricomprese nel piano programma precedente, solo che il progetto definitivo e quello di fattibilità tecnica e economica sono stati ultimati nel corso del 2021, comportando un cambiamento e un aumento dei costi previsti precedentemente. L'investimento andrebbe a pieno regime nel 2025, anche se già nel 2024 entrerebbe in funzione prevedendo comunque maggiori margini di contribuzione. Nel 2024 il margine complessivo dei due investimenti si prevede pari a 136.642,10, mentre nel 2025 pari ad euro 386.810,20. Nel piano programma viene messo in evidenza che il programma potrebbe subire un cambiamento di prospettiva a seguito della gara avviata
per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti all'interno del territorio comunale. La creazione di un centro di formazione è un'altra azione che viene mantenuta nel piano programma. Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria ha influito negativamente anche nell'anno 2021 in merito alla realizzazione di questo obiettivo, che prevede la fornitura di servizio prevalentemente mediante la formazione in presenza. In ogni caso sono state individuate delle possibili collaborazioni con enti accreditati esterni in modo tale da ipotizzare l'avvio dei corsi negli anni 2022-2023, sempre Covid permettendo. Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare, le azioni prevedono sia la definizione di un modello di presa in carico domiciliare integrata che una gestione inclusiva del turismo sociosanitario. L'ente mantiene la volontà di realizzare questi servizi, poiché l'emergenza sanitaria ha impedito qualsiasi attività progettuale, poiché non è stato possibile reperire le risorse umane necessarie. In merito alla gestione dei parcheggi comunali linee blu, il contratto di servizio mercato ittico comunale e la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico, i servizi verranno svolti nell'ottica di implementarne la funzionalità, l'economicità e l'efficienza attraverso una modifica dell'assetto organizzativo. Questo anche con l'obiettivo di andare a definire i rapporti pluriennali con l'amministrazione comunale. Avendo questi affidamenti scadenti nel 2022, non saranno presenti nello schema di bilancio previsionale pluriennale. Anche per quanto riguarda il campeggio comunale, la gestione si pone come obiettivo il miglioramento costante dell'offerta della struttura ricettiva. Vengono infatti previsti investimenti al fine di incrementare la competitività mediante il miglioramento delle infrastrutture. Il bilancio di previsione 2022 è il documento mediante il quale vengono determinati i costi e ricavi attesi per l'anno 2022. Osservando i margini di contribuzione e il risultato operativo, si evince che la gestione del campeggio comunale e dei parcheggi comunali linee blu saranno le aree gestionali in grado di generare risorse a copertura dei costi fissi. Per quanto riguarda il centro di servizi residenziali, sono state applicate le nuove tariffe e sono state previste un maggior numero di giornate medie di presenza in struttura. L'incremento dei ricavi che ne consegue ammonta ad euro 87.733,81, dato da euro 61.000 per l'aumento delle rette e da euro 36.381,81 per l'aumento delle giornate di presenza. Naturalmente l'incremento dei ricavi è accompagnato anche da un aumento di costi, principalmente legato ai costi diretti e indiretti del personale sanitario. Se l'incremento dei costi del personale dipendente non subisce rilevanti variazioni, quello invece relativo al ricorso a ditte esterne per l'assistenza infermieristica e alle collaborazioni di figure professionali ha un peso rilevante nelle previsioni per il 2022. Questo dovuto sempre alla maggiore difficoltà riscontrata nel trovare personale sanitario disponibile ad essere assunto direttamente. Inoltre nel 2022 è ipotizzabile un aumento del costo del personale per un probabile rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale del comparto funzioni ed autonomie locali, ma ad oggi tale aumento non è quantificabile con precisione. Al momento della stesura del bilancio di previsione, l'aumento di costi dei consumi è stato calcolato pari ad euro 20.604,83 per le utenze e pari ad euro 4.325,03 per i carburanti. La stesura del bilancio pluriennale 2022-2024 determina i costi e ricavi attesi nei 3 esercizi e le movimentazioni attive e passive in termini patrimoniali. Tra i ricavi dell'anno 2023 e del 2024 non sono stati considerati quelli relativi alla gestione della manutenzione del verde, alla gestione dei parcheggi comunali e linee blu e al contratto di servizio mercato ittico, in quanto gli affidamenti del Comune non sono stati ancora rinnovati per questi anni. Alla stesura del previsionale non era noto l'affidamento del servizio di gestione di parcheggi custoditi e riservati e del parcheggio multipiano Tropici per la stagione estiva 2022. Tale affidamento infatti è previsto al punto 5 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale odierno. Questo è quanto. Prego se ci sono interventi sul punto. Prego, consigliere Buoso. Un chiarimento scritto di mio pugno, ci tengo a precisarlo. Vorrei chiedere un chiarimento rispetto allo schema di bilancio che si chiede al Consiglio Comunale di approvare. Nella sezione ambito multiservizi si legge che nel corso dell'anno 2022
I servizi sopra elencati, come ha citato lei anche, Assessore, gestione dei servizi comunali linee blu, contratto di servizio mercato ittico, gestione di servizio di manutenzione del verde pubblico, verranno svolti modificandone l'assetto organizzativo al fine di implementare la funzionalità, l'economicità e l'efficienza. Vorremmo appunto dei chiarimenti sul nuovo assetto organizzativo di questi servizi. Poi continuo. Considerata la natura temporanea dei servizi in affidamento, questi non saranno presenti nello schema di bilancio comunale. Infatti, con deliberazione numero 73 del 2021, il Consiglio Comunale ha prorogato l'affidamento in house dei servizi fino al 31/12/2022, eccetto per il campeggio, in ragione della complessità degli investimenti che la gestione richiede. In che modo allora lo schema di bilancio pluriennale tiene conto di tale scenario di incertezza, che vorremmo si tramutasse in certezza sulle sorti di questi servizi che ci pare di capire verranno esternalizzati? Quanto infine ai ricavi previsti per l'anno 2022 per il centro servizi residenziali, non possiamo che ribadire la nostra contrarietà all'aumento delle tariffe, per la quale è stata presentata anche l'interpellanza, alla quale è stata data risposta nell'odierna seduta di Consiglio Comunale. Prego, Assessore Montesano. Allora, in un bilancio di previsione, se io non ho la certezza di avere un servizio affidato, non posso tenere conto degli eventuali ricavi che questo mi porterà, quindi questo giocoforza, per correttezza e veridicità dei dati forniti, non può essere tenuto conto. È anche vero che, se lei si ricorda bene, quando gli affidamenti sono stati rinnovati solo per l'anno 2022, è stato specificato che questo veniva fatto solamente perché non si era avuto modo di rivedere la situazione, di come venivano svolti e come erano fatti, e dare continuità alla cosa, e anche rivedere appunto la quantità di affidamenti. Magari quello fatto fino ad ora non era sufficiente. Quindi in realtà la volontà di esternalizzare questi affidamenti non esiste assolutamente, c'è solo la volontà di approfondire la conoscenza. Purtroppo, come è stato ribadito più volte questa sera, noi siamo arrivati l'amministrazione si è insediata a ridosso di queste scadenze, e quindi avere un'oggettiva conoscenza della situazione non era facile, quindi abbiamo preferito rinnovare per un anno. Ok, in questo caso creiamo questo problema nel previsionale del 23 e del 24, però in realtà esiste la volontà di prorogare la cosa, solo di migliorarne. Per quanto riguarda l'assetto organizzativo per implementare la funzionalità, l'economicità e l'efficienza, giustamente, come qualsiasi azienda, se si vede che ci sono delle inefficienze, si cerca di correggere. Purtroppo al giorno d'oggi l'inefficienza va dal fatto che devo prendere magari del personale ad un costo maggiore perché ho bisogno di quella professionalità rilevante piuttosto che una meno, piuttosto che ho quel contratto di utenza con quella ditta che mi fa spendere di più. Devo razionalizzare, devo anche riorganizzare, perché magari potrebbe essere che, osservando meglio questi servizi, magari un parcheggio che adesso è custodito, forse una semplice sbarra piuttosto che la linea blu e basta sarebbe sufficiente, mi risparmio un costo di un dipendente. Semplicemente questo ragionamento. Dopo, se vuole, sull'organizzazione eccetera eccetera, abbiamo qui il presidente del CDA, possiamo chiedere a lui se vuole qualche dettaglio in più. No, grazie, è stata esaustiva. Ok. Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto esprimiamo parere favorevole. Prego, Capogruppo Marchesan. Il mio gruppo esprimerà voto contrario. Prego, Capogruppo Miollo. Ecco, noi esprimiamo voto di astensione. Procediamo alla votazione. Voti favorevoli? Astenuti? Contrari? Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Questa non serve. Benissimo, allora. Passiamo al punto 5. Affidamento in house del servizio di gestione parcheggi custoditi e riservati e del servizio di gestione abbonamenti parcheggio multipiano. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente, buonasera a tutti.
Dunque, a tutto il 2021 vengono affidati a cooperative sociali la gestione dei parcheggi custoditi siti in via De Astese e in via di Tropici, vicino al punto di primo soccorso, nonché i parcheggi riservati in riva dei Bragozzi, nella parte ovest del punto di primo soccorso, e quelli posti in via Ferrara. Negli anni passati il servizio di cui si parla ha trovato alcune difficoltà sia dal punto di vista organizzativo che gestionale. Al fine di uniformare la gestione dei parcheggi ad un unico soggetto, questa amministrazione intende affidare in house la gestione dello stesso all'azienda speciale Domoschetta, già affidataria del servizio dei parcheggi a pagamento zone blu. Quindi, rilevata la sussistenza di specifici benefici per la collettività derivanti dall'affidamento in house, in quanto azienda direttamente e interamente partecipata da questa amministrazione, considerata l'impostazione organizzativa e gestionale dell'azienda speciale Domoschetta alla quale viene assegnato il servizio in house, la qualità del servizio riflesse un attinente impegno delle risorse pubbliche, la finalità e competenza dell'azienda speciale Domoschetta in merito allo svolgimento del servizio sopra descritto, nonché la disponibilità della medesima nei confronti delle richieste di interventi dell'amministrazione comunale anche non programmati. Richiamata la relazione istruttoria redata al dirigente del settore tecnico in data 17/3/22 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 34, comma 20 del decreto legislativo 18/2012 numero 179 e dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50, con la quale viene dimostrata la convenienza sociale ed economica per l'amministrazione comunale, ritenuto quindi di procedere con l'affidamento in house del servizio di gestione dei parcheggi custoditi e riservati per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre 2022 a favore dell'azienda Moschetta. Dato atto che lo svolgimento del servizio di cui trattasi, l'azienda speciale Moschetta corrisponderà al Comune di Carle un aggio pari al 20% da applicare agli incassi effettivamente riscossi, come l'autorità prevenuta data 16/3/2002 al protocollo 9882. Inoltre, visto che vi è la possibilità da parte dei cittadini titolari di strutture ricettive di usufruire di abbonamenti per la sosta presso il parcheggio multipiano di Viali Tropici, viste le numerose casistiche e difficoltà verificatesi negli anni precedenti, soprattutto durante la stagione estiva, per problematiche relative al funzionamento delle tessere e degli abbonamenti da parte dei cittadini titolari delle strutture ricettive, in quanto gli abbonamenti venivano gestiti direttamente dal personale comunale in orario di servizio. Valutata la necessità di garantire un servizio di 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno e considerato che non è possibile garantire la disponibilità del personale dell'ente nelle tempistiche richieste per la gestione del suddetto servizio, se non attraverso il servizio di reperibilità comunale. Visto che l'azienda speciale Moschetta, con nota protocollata numero 208 del 17/3/22, ha confermato la propria disponibilità quale miglioria al servizio di gestione dei parcheggi custoditi e riservati sopra indicato a svolgere per conto del Comune di Carle il servizio di rilascio abbonamenti del parcheggio multipiano Tropici, nonché della ricezione auto giornaliera e notturna per il periodo dal 1 aprile al 15 ottobre. Per tutto quanto sopra si chiede a questo Consiglio di voler deliberare in merito a procedere con l'affidamento in house del servizio di gestione dei parcheggi custoditi e riservati per il periodo dal 1 maggio al 30 settembre 2022 a favore dell'azienda Domoschetta, nel rispetto delle indicazioni riportate nel capitolato speciale e per le motivazioni di cui la relazione istruttoria redata al dirigente del settore tecnico in data 17/3/22. Di dare atto che l'azienda speciale Domoschetta, oltre a corrispondere all'amministrazione comunale l'aggio del 20%, provvederà a svolgere per conto del Comune di Carle il servizio di rilascio abbonamento del parcheggio multipiano Tropici, nonché della ricezione auto giornaliera e notturna per il periodo dal 1 aprile al 15 ottobre. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, il nostro gruppo esprime parere favorevole. Prego, capogruppo Marchesan. Voto favorevole per il mio gruppo. Prego, capogruppo Miollo. Voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Votiamo per l'eseguibilità immediata. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo ora al punto 6 dell'ordine del giorno relativo all'approvazione di schema di convenzione fra i comuni di Caorle e Concordia Sagittaria per la richiesta di contributo finalizzato alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana. Relazione all'assessore Berardo. Grazie Presidente. Allora, la legge numero 234 del 30 dicembre 2021 assegna per l'anno 2022 contributi ai comuni per investimenti nel limite di 300 milioni. I comuni devono avere una popolazione superiore ai 15.000 abitanti o essere in forma associata in modo tale da superare i 15.000 abitanti e presentare domanda entro il 31 marzo, ora prorogato al 30 aprile di quest'anno.
La tipologia delle opere che possono essere ammesse a contributo riguarda principalmente la rigenerazione urbana, ovvero, al punto 1, manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati, in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e dalla sistemazione delle pertinenti aree. 2. Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive. Punto 3. Mobilità sostenibile. Considerato che il Comune di Caule, di Concordia e Sagittaria hanno interessi comuni in ordine ad un insieme di piste ciclabili e sono interessati da ambiti di notevole interesse storico, paesaggistico e ambientale, nonché data la contiguità dei territori che entrambe le amministrazioni intendono presentare, domanda di contributo per interventi di rigenerazione urbana in forma associata per il seguente intervento. Realizzazione di un sistema integrato ed interconnesso di percorsi ciclabili in ambito intercomunale, da realizzarsi nei rispettivi ambiti amministrativi di cui il costo complessivo ammonta a 5.200.000 euro. Per quanto concerne il nostro Comune, l'opera consiste nella realizzazione di una pista ciclabile che collega la pista ciclabile che è oggi in fase di progetto, Ponte Riello Ottava Presa, con la frazione di San Gaetano, Marango e la strada provinciale Iesolano, ossia all'esistente pista ciclabile Giralemine. Il costo stimato per questo tratto ammonta a 2.700.000. Con questo intervento, e quindi, viene data la continuità a un insieme di piste ciclabili che collega Portuguaro con il centro di Caule e quindi il mare. Per questo intervento il Comune di Caule si assumerà il ruolo di ente capofila. Per quanto è stato detto, è stata redatta un'apposita convenzione tra i due comuni, Caule e Concordia, la Sagittaria, che regola i rapporti tra gli enti. Si chiede quindi a questo Consiglio di deliberare in merito della presentazione della domanda di contributo per interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 1,534 e seguenti della legge numero 234/2021, in forma associata con il Comune di Concordia e Sagittaria per la realizzazione del seguente intervento. Realizzazione di un sistema integrato e interconnesso di percorsi ciclabili in ambito intercomunale, da realizzarsi nei rispettivi ambiti amministrativi, il cui costo complessivo ammonta a 5.200.000. Intervento pista ciclabile San Gaetano, strada provinciale Isolana, nell'ambito del Comune di Caule per 2.700.000. Intervento percorso ciclabile via Granci, via Fratelli Berdiera, via Claudia nel Comune di Concordia Sagittaria per 2.500.000. Di accettare la delega del Comune di Concordia Sagittaria a fungere da comune secondo la convenzionale legata alla presente deliberazione, di approvare lo schema di convenzione presentato. Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Nessuno? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego Capogruppo Zia. Grazie Presidente. A riguardo del punto appena esposto, il nostro gruppo esprime parere favorevole. Prego Capogruppo Marchesan. Il mio gruppo esprime voto favorevole. Capogruppo Miollo, prego. Anche noi esprimiamo voto favorevole. Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Unanimità. Passiamo alla immediata eseguibilità. Voti favorevoli? Unanimità. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno, quindi il Consiglio è chiuso. Vi auguro buona serata.